Restare a casa sole con un marito violento, l'isolamento per molte donne venete rischia di trasformarsi in tortura. L'allarme è stato lanciato in questi giorni dai tanti centri antiviolenza della nostra regione. Episodi di violenza domestica, già piuttosto frequenti, potrebbero aumentare a dismisura a causa dell'isolamento forzato. Le donne non solo sono costrette a rimanere tutto il giorno a casa con il compagno, ma fanno anche più fatica a contattare le strutture che le possono aiutare. I centri in Italia, ma e anche il nostro centro, hanno registrato un calo drastico e preoccupante delle richieste di aiuto. Se prima accoglievamo 3 richieste al giorno di donne vittime di violenza, nei primi 15 giorni di questo periodo di chiusura abbiamo avuto solo 3 richieste in tutto. Questo significa che le donne meno di prima riescono ad avere la possibilità di chiedere aiuto e di uscire dalle loro case, di avere un luogo appartato per poter fare una chiamata. I centri antiviolenza, pur con le difficoltà imposte dalla chiusura totale delle attività, riescono a mantenere i servizi a distanza con numero verde, numero fisso ed email. Oggi i centri mantengono aperto il telefono il numero verde che risponde 12 ore al giorno e mantengono i colloqui telefonicamente con tutte le donne che si rivolgono a noi e con le donne che sono già seguite, così come sono aperte e attive tutte le accoglienze che stiamo gestendo in questi mesi. I problemi maggiori però riguardano la possibilità delle donne maltrattate di uscire di casa per raggiungere la sede del centro antiviolenza e la possibilità di reperire accoglienza, dato che molte strutture, sia pubbliche che private, sono chiuse.